Secondo appuntamento del DJ Contest, una competizione su misura dei ragazzi e dei giovani, che dire, il mese è quello di settembre, ci siamo riusciti, stiamo destagionalizzando, è chiaro che insomma l'obiettivo del comune è quello di portare avanti una serie di attività che passano attraverso insomma una serie di obiettivi da raggiungere, la cultura, insomma la musica, il teatro, la rassegna letteraria, insomma tante cose che si concluderanno poi con Beggia Sicilia, quindi con i prodotti della terra di questa Real Monte meravigliosa. Io come primo cittadino sono molto soddisfatta. L'obiettivo era quello di diversificare, di rendere sempre più composite le attività, di come dire, rendere la piazza più viva, con delle attività che diciamo raggiungono i giovani, e ci siamo riusciti.